Vi chiediamo veramente scusa, parlo a nome di tutti i genitori di Ronny, vi chiediamo veramente scusa, vi imploriamo, non chiediamo perdono, però vi chiediamo umilmente scusa. Tommaso Levakovic è lo zio di Ronny, il rom di 25 anni che giovedì scorso, lanciandosi ad alta velocità con la sua BMW, ha causato l'incidente lungo il terraglio in cui hanno perso la vita Mara Visentin, 62 anni, e Miriam Cappelletto, di 51. Con una diretta su Facebook, Tommaso, fratello di Marco, il padre del ragazzo tuttora ricoverato in gravi condizioni, ha voluto inviare un messaggio alla famiglia delle due vittime per chiedere scusa. Siamo anche noi addolorati per le vostre due perdite. Vi chiediamo veramente, a nome della nostra famiglia, vi chiediamo veramente scusa. Non sappiamo come comportarci, non sappiamo se dobbiamo fare una chiamata, non sappiamo come anche noi siamo distrutti nel nostro dolore per le vostre perdite. Verrà il momento che Ronny, se vivrà, c'è un punto, se vivrà, pagherà le sue conseguenze con la giustizia italiana. Il papà è distrutto, la mamma è distrutta, la moglie è distrutta. Non è che è stata fatta una cosa volontariamente, che Ronny ha preso la macchina e ha voluto uccidere. Purtroppo è capitato questa disgrazia. Se si riprenderà, Ronny pagherà, ripete lo zio, e vivrà per tutta la sua vita con il rimorso. Per il suo comportamento però non deve rimetterci l'intera comunità a cui appartiene. Siamo rom, siamo zingari, ci definite killer, ci definite malvagi, definiteci come volete, però ricordatevi una cosa, vi prego, vi supplico, credeteci che siamo noi addolorati, molto molto addolorati per le due perdite delle due signore.